storico, di storia e di cultura, basta pensare all'antica Turris di Bissonis, ma invito tutti ad andare a vedere anche la Basilica romanica di San Gavino, una delle più grandi che esistono in Italia. Allora, sempre da nell'ambito di questa insomma, voglia di riscoprire le radici ma anche la storia, è nata in Tragnas un'associazione culturale. Nel 2006 poi, grazie anche alla collaborazione della soprintendenza, hanno riscoperto l'antico costume di Porto Torres e da lì poi è nato anche il gruppo folcloristico. Questa sera si esibiscono i due gruppi, quello del mini folk, età media 12 anni, con il ballo a passo, e poi gli adulti con l'Ogudoresa. Il gruppo folk di Porto Torres è questo, un grande applauso. Sono diversi i costumi perché proprio nascono dalla ricerca, e questo insomma è il risultato. Prego. Antonello Falchi all'organetto.
Thank you.